il presidente della Proloco di San Pietro di Feletto, Arcangelo Marcon, per parlare di questa ultima mostra dei vini di collina che a San Pietro di Feletto chiude il cerchio. Sì, noi siamo la mostra che chiude tutto il circuito del Primavera Conegliano Valdobbiadene Prosecco. È una rassegna di 15 mostre che parte da metà marzo e appunto noi con oggi apriamo l'ultima, come dicevi te giustamente, mostra. Arriviamo il 14 giugno proponendo varie attività, tra cui quelle che mi piacerebbe ricordare sono le collaborazioni che abbiamo con due proloco nazionali, una di Antrodoco Rieti e una di Rio Nero del Vulture Basilicata. Rio Nero avremo, in occasione della Città Italiana del Vino 2026-2027, una serata dedicata ai salumi e formaggi inserendo l'abbinamento dei vini lucani. Mentre con Antrodoco ci raggiungeranno nel primo weekend creando 3 primi piatti tipici abruzzesi e laziali, e in questo caso noi andremo ad abbinare i nostri migliori vini presenti in mostra. Toccato dei punti importanti, cioè soprattutto anche questa collaborazione tra le varie Proloco, tra i vari paesi, e non è una brutta cosa. No, anzi è quello che già noi per fortuna lo viviamo nelle nostre Proloco del quartiere del Piave e 15 mostre che appunto presentano il Conegliano Valdobbiadene. C'è una coesione per portare avanti un unico progetto e quindi diventa facile lavorare assieme. In più estendere il nostro Conegliano Valdobbiadene anche a realtà esterne al nostro territorio, dove ci conoscono proprio per l'eccellenza che le nostre colline riescono a dare. Presidente, buon lavoro adesso fino al 14. Grazie, vi aspettiamo fino al 14 giugno confidando di dare il meglio di quello che possiamo fare. Noi ce la mettiamo tutta, vi aspettiamo, grazie. Mostra di San Pietro di Feletto.